L'allenatore dell'Acragas dovrebbe restare Lello Di Napoli. Il mister, al quale TVA esprime sentite condoglianze per la perdita della mamma Lucia, rimane in attesa di una chiamata che sarebbe la cosa giusta da fare per dare continuità al progetto. Ma come ribadito sabato in conferenza stampa, la scelta potrebbe non dipendere più da Silvio Alessi, considerato l'ingresso in società dei soci romani. Per quanto mi riguarda, per me il prossimo allenatore potrebbe essere senza alcun dubbio Di Napoli, però è chiaro che poi se ci sono delle dinamiche nuove, subendo delle nuove situazioni, si discuterà anche di quello, però è chiaro che tutto questo può fare sul giro di 2 giorni e quindi io l'ho già detto al Presidente Giavarini di accelerare questa situazione perché noi dobbiamo essere nelle condizioni di poter cominciare a lavorare. È chiaro che nulla toglie che se ci dovessero essere anche delle situazioni nuove societarie si può discutere anche di Napoli, noi siamo nel nome delle persone molto aperte al dialogo, quindi non siamo padroni, è chiaro che tutte queste situazioni vanno discusse collegialmente e vanno decise collegialmente tutti insieme. A proposito dei nuovi ingressi, in settimana ci sarà a Milano l'incontro con Marcello Giavarini per definire gli accordi. Solo dopo si potrà discutere concretamente della nuova stagione biancoazzurra e vedere magari nuovi arrivi per quanto riguarda la panchina. Con la riconferma di Lello Di Napoli, ad Agrigento sicuramente farebbero ritorno nomi che hanno contribuito alla causa salvezza. Ci riferiamo al capitano Tiago Cazzè e all'italo argentino Pezzella, ma bisogna anche cercare in porta un valido sostituto di Pasquale Pane. Ovviamente quello che interessava ai tifosi era il superamento degli ultimi ostacoli, questo è stato fatto, sebbene all'ultimo secondo. Per il resto servirà qualche altro giorno per avere la conferma sui nomi che formeranno l'Acragas per la stagione 2017-2018.